Donato Enrico Bellisario è il nuovo sindaco di Pescosolido. Nelle elezioni di domenica 26 maggio i cittadini del comune hanno rinnovato sindaco e consiglio comunale. Il nuovo sindaco Donato Bellisario ha battuto con la lista Uniti per Pescosolido lo sfidante Elvio Reale con la lista Il Futuro per Pescosolido, conquistando circa il 60% delle preferenze. È un motivo di grande orgoglio e responsabilità avere questo incarico, ma è un motivo anche di tanta preoccupazione e paura di non essere all'altezza della situazione. Preoccupazione soprattutto per i conti del comune che non sono in ordine. Abbiamo avuto richiamo dalla Corte dei Conti, adesso l'ufficio finanziario insieme al segretario comunale sta quantificando questo disavanzo. Speriamo di rientrare almeno nel pareggio di bilancio. Ricordo che il pareggio di bilancio è un obbligo di legge, non è uno spiripizio dell'amministrazione. Senza il pareggio di bilancio ovviamente le attività del comune hanno difficoltà ad andare avanti. Cercheremo di assicurare sicuramente i servizi primari e prima di fare qualsiasi altra progettazione vogliamo avere il punto della situazione. Tra gli impegni per il prossimo quinquennio la valorizzazione delle piccole attività, la crescita e la promozione del turismo diffuso e l'attenzione al territorio. Questo è un paese prettamente montano, quindi dobbiamo puntare assolutamente sul turismo, incentivare le piccole attività che sono agricole e le attività di ricezione B&B, case vacanze, che devono essere anche supportate da un'amministrazione. Non esiste ad esempio una cartina topografica del paese, non esiste una cartina dei sentieri, anche se ultimamente è stato finanziato per 99.000 euro il rifacimento di questi sentieri con una cartellonistica che andrà applicata. Il sindaco Donato Bellisario e la sua squadra sono pronti ad impegnarsi per tutelare i cittadini ed il territorio di Pescosolido. L'impegno, la vicinanza alla cittadinanza, ai problemi che ha questa cittadinanza, ripeto, è umiliante non riuscire a supportare, diciamo, una piccola associazione d'anziani, sapendo invece che poi sono stati dati incarichi e consulenze esterne che potevano essere svolte dai nostri dipendenti.